a Dagnano per il Gran Premio Lotteria, un Gran Premio dominato quest'anno dalla vecchia guardia che ha battuto giovani americani senza distinzione. 9 sono i partenti nella finale e subito si verifica il primo colpo di scena. Gli anziani Bayard numero 1 e Birbone numero 4 sono i più pronti al segnale, mentre Fiames numero 2 si lascia prendere dai nervi e rompe ritirandosi. Intanto Bayard e Birbone, sulle ali del tipo napoletano, divorano la pista davanti a Mistral, Alidoro, Zima e Hitzon. Alla curva che immette nella prima addirittura i due vecchi rinverditi volano, mentre il generoso Hitzon numero 8 deve dare tutto in rettilineo e nella penultima curva per raggiungere la ruota di Birbone. I 3 cavalli più quotati abbordano l'ultima curva schierati a ventaglio. Addirittura lotta disperata, alla corda Bayard si difende a frusta alzata, al largo Hitzon arranca, al centro Birbone supera Bayard e vince per la terza volta la corsa napoletana. Esultanza in tribuna per la sua impresa. A 10 anni il generoso cavallo ha sfiorato il record della corsa che aveva stabilito lui stesso 2 anni fa. Veramente bravo, vecchio Birbone.